Femminicidio di Lonigo, il camionista 41enne che ieri ha ucciso la moglie e voleva scappare portando via la figlia piccola, ma la nonna non ha aperto. Poco dopo l'uomo ha ripreso la fuga prima di spararsi. Il 17enne tedesca riorientata in spiaggia a Bivione, indagano i carabinieri. La ragazza ha raccontato di essersi allontanata da una festa con un connazionale. Comizio di Forza Nuova a Padova, i centri sociali manifestano tensione e scontro con la polizia. 11ª vittima del virus West Nile in Veneto è un'anziana già gravemente malata di Torre di Mosto, morta all'ospedale di San Donato. La rabbia e la denuncia del sindaco di Rossano Veneto Morena Martini su Facebook. Dei cretini hanno rubato il tricolore dal pennone di Piazza Europa. Gran finale della mostra del cinema stasera al Lido con l'assegnazione del Leone d'Oro, favorito Roma di Alfonso Cuarón. Nel fine settimana a Cavaso del Tomba torna Arte e Natura, una manifestazione che porterà i visitatori alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali lungo un percorso di 2 chilometri. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e torniamo subito in apertura alla cronaca del terribile omicidio-suicidio di Lonigo, il 41enne camionista che ieri ha ucciso la giovane moglie di 33 anni e poi dopo una fuga di qualche ora si è tolto la vita sparando. Si emergono nuovi particolari come anche quello di una fuga che l'uomo voleva fare con la figlia piccola. Ci dice allora tutto nel giorno dopo questa immensa tragedia che ha scioccato Lonigo, la nostra Chiara Gaiani dalla redazione di Vicenza al telefono. Buongiorno da Vicenza, il giorno dopo la tragica morte di Tania Dugalic, 33 anni, uccisa nella zona industriale di Lonigo dal marito Zoran Lukjanovic, emergono nuovi dettagli sulla fuga dell'uomo durata poco più di 4 ore. Il camionista, fuggito a piedi dopo aver colpito a morte la moglie con una serie di colpi di pistola, è andato a Orgiano, nella casa di famiglia. Qui c'era la madre di Tania con la figlia che la prossima settimana dovrebbe iniziare la scuola. Voleva la bambina, ha raccontato ai carabinieri la donna, ma io non ho aperto e lui se n'è andato. Da Orgiano, ripresa la sua auto, Zoran Lukjanovic ha iniziato la sua fuga braccato dalle forze dell'ordine fino all'area di servizio di Edino Est, sulla 4 dove si è sparato. Aveva paura la giovane donna di origini serbe, raccontano più testimoni. Tra le ipotesi seguite dai carabinieri c'è anche quella che l'uomo, latitante da più di un mese dopo essere stato condannato proprio per le violenze all'ex compagna, abbia attirato Tania con una scusa, un appuntamento, o forse la donna stava semplicemente andando al lavoro e lui l'ha aspettata. Cosa abbia fatto in questo mese di latitanza e da dove arrivi la pistola? Sarà compito delle indagini stabilirlo. Se non ci sono altre domande, per ora da Vicenza è tutto. La linea può tornare allo studio. Ragaiani, dunque questo è l'uomo, quanto pare, quello di portare via anche la sua bambina in questa fuga disperata che invece poi si è conclusa con il suo stesso suicidio. Risentiamo allora le parole di chi per primo ha dato l'allarme e ha assistito la donna subito dopo l'agguato, il racconto di quei momenti drammatici vissuti ieri a Lonigo. Pensava che fosse dei petardi, ma quando siamo andati là vicino, dopo un po' che abbiamo guardato in giro nel chiamare il soccorso, ci siamo accorti che c'erano 3 bossoli per terra, non ci siamo accorti che erano 3 spari, proprio zero. All'inizio abbiamo mica proprio pensato che erano spari. Avete visto il corpo per terra? Sì, ho visto il corpo. Siamo andati in soccorso, siamo chiamati 118. Era ancora viva? Sì, all'inizio sì. Cosa ha detto? No, non parlava, era incosciente, era sdraiata di fianco. Dove era stata colpita? Non lo so, in teoria 2 colpi erano sul petto e uno era sulla testa, ma non posso essere sicuro. A quel punto avete subito lanciato l'allarme? Sì. Abbiamo chiamato il 118 e dopo, nel frattempo loro sono usciti e hanno visto tutto. Sì. Basta. È morta lì poi sulla strada? Sì. È morta quasi tra le braccia? E Sì.
come sappiamo la giornata di ieri è stata insanguinata anche da un altro evento, questa volta a Pianezze, con marito e moglie trovati privi di vita, e anche in questo caso la pista più accreditata di cui si indaga è quello di un omicidio-suicidio. Quando Luca, 31 anni, apre la porta della casetta in legno, si imbatte nella scena più tragica che un figlio possa immaginare. I genitori sono impiccati, il ragazzo che viveva con loro compone subito il 118, ma quando il personale medico arriva nella villetta di via Moscardina a Pianezze, nella cintura bassanese, per i due non c'è già più nulla da fare. L'esame esterno del medico giunto sul posto chiarirà poi che la morte potrebbe risalire alla serata di mercoledì, quindi a 24 ore prima del ritrovamento. La scena che ci si è parata davanti a seguito di un'attivazione sul 112 è quella di due coniugi deceduti con impiccagione all'interno di un capanno degli attrezzi. Stiamo vagliando l'ipotesi che comunque al momento dai primi rilievi tecnici effettuati esclude l'intervento di terze persone. Le ipotesi sul tavolo degli investigatori rimangono dunque circoscritte nel perimetro del duplice suicidio o di un omicidio-suicidio. La seconda è la pista calcata con più convinzione dagli investigatori. L'uomo, il pensionato 58enne Walter Magrin, potrebbe in qualche modo aver convinto la moglie Paola Bosa, di 56 anni, ceramista, a togliersi la vita per poi compiere a sua volta il gesto estremo. Sul corpo dei due non è stato trovato alcun segno di violenza. Per questa ragione, secondo gli inquirenti, la donna non avrebbe ostacolato il marito nel mettere a punto il suo piano. Non ci sono segni di violenza esterna, non ci sono segni di penetrazione dall'esterno all'interno dell'abitazione. Toccherà all'esame autoptico chiarire come siano andate le cose ed in quali condizioni psicofisiche si trovassero i due. È in programma un'autopsia, come è stato confermato dal pubblico ministero di turno. Se sulle modalità in cui è terminata la vita dei due coniugi potranno essere d'aiuto gli accertamenti necroscopici per fare chiarezza sulle ragioni che hanno spinto al gesto estremo, invece con buona probabilità faticherà ad esserci qualcosa di certo. Nessun biglietto che giustifichi in qualche modo la loro scelta, né una situazione economica o di depressione conclamata tale da giustificare agli occhi della comunità quel che è successo. Un altro stupro in spiaggia, un'altra violenza sessuale in spiaggia. Dopo il caso che ha fatto discutere a Jesolo, è stata perpetrata, consumata meglio, nella spiaggia di Bibione, e vittima ancora una ragazza giovanissima, una 17enne, questa volta tedesca, che punterebbe il dito contro un connazionale con il quale si era allontanata da una festa. Ci racconta quanto accaduto da Bibione Tiziana Bolognani al telefono. Buongiorno. Buongiorno da Bibione. Un altro stupro, l'ennesimo in questo scorcio di fine estate maledetto per le violenze sulle donne. La vittima è una turista tedesca di 17 anni, il suo carnefice un connazionale rintracciato a poche ore dalla denuncia della giovane. Lui ha poco più di 20 anni e dopo il fatto era tornato in Germania, e in 24 ore i carabinieri lo hanno identificato e ora sul suo conto grava la pesante accusa di violenza sessuale aggravata, scritta nero su bianco nel fascicolo a suo nome aperto dalla procura di Pordenone. I fatti risalgono alla notte fra mercoledì e giovedì, e dopo una serata passata in discoteca in compagnia, la giovane è stata vista allontanarsi con un ragazzo appena conosciuto. Andavano verso la spiaggia vicina a Piazzale Zenit. La ragazza aveva bevuto, non ricorda quasi nulla, ci sono però dolore e lividi sul corpo, refertati all'ospedale di Portogruaro, che raccontano la violenza brutale subita. Le indagini dei carabinieri si sono mosse dagli accertamenti, dalle testimonianze raccolte anche fra i coetanei. La ragazzina dimessa dall'ospedale dove è stata assistita dal team che si occupa di violenze sessuali è già tornata a Stoccarda assieme ai genitori. Da Bibione è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso andiamo a Padova, dove stamane era previsto alle 11 un comizio del leader di Forza Nuova Roberto Fiore contro l'accoglienza dei migranti, ma una trentina di dimostranti dei centri sociali ha occupato la piazza davanti alla prefettura con cartelli e striscioni per impedire lo svolgimento del comizio. A quel punto è intervenuta anche la polizia e, come vedete, c'è stato un scontro tra le parti. Vediamo.
Ecco, queste dunque le immagini dello scontro che c'è stato, poi la situazione è tornata lentamente alla normalità, però insomma la tensione resta alta di fronte alla zona della prefettura, dove appunto è previsto tuttora il comizio di Forza Nuova del leader Roberto Fiore contro l'accoglienza di migranti, però c'è stato questo prologo certamente non da poco dello scontro tra polizia e centri sociali che vogliono impedire di fatto questa manifestazione. Vedremo se ci sono sviluppi nel corso della mattinata. Ci sono sviluppi invece sulla questione West Nile, perché si deve registrare l'undicesimo decesso in Veneto. Una donna di 82 anni che è morta affetta dal virus West Nile, era ricoverata da 20 giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Donà di Piave. I contagi in questa settimana nel Veneto orientale sono stati 3. Un'anziana, sempre un'anziana di 82 anni, una turista di 74 anni e una 59enne di Reclé. In questi 3 casi non c'è stato fortunatamente il decesso, anzi come spesso accade l'infezione da West Nile non porta a gravi conseguenze, ma nei casi come dell'11ª vittima con gravi patologie purtroppo si è registrato l'11º decesso. Tutto questo mentre è in corso in questi giorni la disinfestazione, è partita la disinfestazione straordinaria voluta dalla Regione con il piano da 500.000 euro. Parliamo adesso di banche, parliamo non solo del ristoro dei risparmiatori delle banche venete. Ieri abbiamo raccontato l'annuncio del sottosegretario alle finanze Massimo Bitonci, che ha sostenuto che a breve saranno risarciti proprio i primi risparmiatori delle banche venete. Il Tribunale di Treviso intanto, la Procura starebbe indagando anche sull'operato dei singoli dirigenti delle filiali, in questo caso di Veneto Banca. Veneto Banca, ora nel mirino ci sono anche i dirigenti delle filiali e la Procura di Treviso starebbe raccogliendo informazioni sull'operato dei direttori e di genere dei quadri intermedi dell'Istituto di Credito di Montebelluna, per capire se quando proponevano l'acquisto di azioni ai risparmiatori erano consapevoli della situazione economica complessiva di Veneto Banca. La segnalazione che ha messo in moto questo filone di indagine portato avanti dalla Guardia di Finanza trevigiana è partita dalle denunce che l'avvocato Calvetti, rappresentante di oltre 6.000 azionisti, ha portato in tribunale nei confronti di tutte le filiali di Veneto Banca delle province venete e di Verbania. La denuncia sarebbe rivolta a circa 200 ex dipendenti della Banca di Montebelluna, oggi assorbiti in Banca Intesa. E proprio in tal senso anche l'Istituto Piemontese viene coinvolto dall'avvocato Calvetti, facendo leva sulla norma che gli errori di un dipendente devono essere risarciti dall'azienda, e in questo caso Banca Intesa, appunto. Tra l'altro il coinvolgimento è doppio, sottolinea l'avvocato, in quanto molti sono stati indotti a sottoscrivere un finanziamento piuttosto che vendere le azioni, ed ora si trovano indebitati e con tassi crescenti da corrispondere a Banca Intesa, che ha assorbito tutti i crediti buoni dell'Istituto di Montebelluna e per primi quelli dei piccoli risparmiatori. È una paura vissuta da tanti passeggeri, anche veneti, che stavano rientrando a Venezia. I passeggeri del treno Italo 8904, partito questa mattina alle 6.55 dalla stazione centrale di Napoli, diretto appunto a Venezia, che in alcune sue parti carrozze si è scoperchiato e ha interrotto la sua corsa alla stazione Termini. Sono state pesanti le ripercussioni su tutta la rete dell'alta velocità, con ritardi di non poco conto. Si ignorano le cause dell'incidente e verranno effettuate delle indagini per comprendere le ragioni dello scoperchiamento del convoglio, che chiaramente ha gettato nel panico i passeggeri. Solo quando sono stati costretti poi a Roma Termini a scendere dal treno hanno potuto constatare con mano quanto era accaduto del treno dove viaggiavano. Fortunatamente, come dicevamo, sono stati fermati a Roma Termini. Questo però ha portato a pesanti conseguenze per chi era diretto a questa mattina. A Treviso adesso, con l'assoluzione dell'uomo accusato di aver ucciso un clochard nel febbraio del 2017 in stazione ferroviaria. Non sapeva distinguere il bene dal male, perciò non era in grado di intendere e volere. Così il giudice ha assolto William Andrés Guizzetti, il 35enne di origine cilena, accusato di aver ucciso con 5 bottigliate in testa il clochard 58enne Giampaolo Piccolo, morto dissanguato in poco tempo. Era la notte del 15 febbraio 2017, l'omicidio, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, fece scalpore a Treviso, dove il senza tetto, che tutti chiamavano Jimmy, era molto conosciuto.
Non ci volle molto agli investigatori per trovare e arrestare Guizzetti, con indizi risultati fin da subito piuttosto pesanti, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona alle macchie di sangue che gli erano state trovate nei vestiti poche ore dopo la scoperta del delitto alla stazione. Si proclamava innocente Guizzetti, ma era apparso subito chiaro come stesse vivendo un evidente disagio mentale, ribadito durante il processo dalla perizia degli psichiatri. Una perizia che ha trovato d'accordo il magistrato. Assolto per l'omicidio, Guizzetti non sarà libero. La sentenza ha disposto che venga curato per 8 anni presso il REMS di Nogara, residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, in cui 1 anno l'ha già scontato. Alla fine degli 8 anni si valuterà la sussistenza o meno della pericolosità sociale e tornerà in libertà solo se guarito. Il legale di Guizzetti ora valuterà se presentare un eventuale ricorso in Corte d'Appello contro la sentenza. La difesa infatti aveva chiesto l'assoluzione anche nel merito, sostenendo che contro l'imputato c'erano soltanto indizi. Allora la polemica lanciata dal sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, sulla sua pagina Facebook, scrive la sindaca e mostra anche l'immagine: qualche cretino ha tolto il nostro tricolore dal pennone di Piazza Europa. Questa è l'immagine che ha postato. La mia è una condanna decisa e dura nei confronti di questo gesto, nulla contro la bandiera del Veneto, è stata messa la bandiera del Veneto al posto del tricolore, ma esistono dei distinguo, dice, imprescindibili. Verificheremo con le telecamere la possibilità di avere delle immagini, poi decideremo come procedere, continua il sindaco Martini, che conclude con viva gli alpini, viva l'Italia e il Veneto e viva il tricolore. Dunque il sindaco che annuncia evidentemente anche delle indagini per scoprire chi ha compiuto questo gesto di aver tolto il tricolore e l'ha denunciato sulla pagina Facebook. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, poi ancora cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio, in diretta. Torniamo a Padova, dove resta alto l'allarme sicurezza di fronte alla lunga serie di spaccate di negozi e ristoranti nel centro storico della città. Come sapete, uno dei responsabili è stato bloccato dalla polizia nei giorni scorsi, ma non è l'unico autore di queste spaccate. Allora i negozianti sono scesi in piazza e hanno di fatto presidiato la città fino alle 4 del mattino. Hanno sfilato dapprima rumorosi per manifestare la propria rabbia, quindi silenziosi nel cuore della notte, armati anche di torce, soprattutto di cellulari, in quella che è stata definita una passeggiata di solidarietà, ma che in realtà è una sorta di ronda a difesa di un centro storico che da almeno un mese è sotto attacco come non mai dalla criminalità. Furti e spaccate ai danni di negozi, bar e ristoranti di Padova, sostengono commercianti ed esercenti che hanno partecipato all'iniziativa, hanno ampiamente superato i livelli di guardia. La cosa che ci ha sorpreso è che abbiamo notato che non in tarda nottata, perché siamo andati avanti fino quasi le 4 della mattina, ma anche alle 10 e mezza di sera la città è deserta, non c'è nessuno che passa, e quindi questo è un terreno fertile per tutti i criminali, tutti i malintenzionati che vogliono ovviamente fare colpi in maniera indisturbata. La manifestazione ha fatto tappa davanti a diversi negozi colpiti dai ladri, ma non c'è solo la criminalità nelle preoccupazioni di chi vive o lavora in centro a Padova. Contro l'estensione della ZTL alle 23:30, che ha già raccolto centinaia di firme da portare in comune, c'è anche chi vede il provvedimento come penalizzante per la propria attività. Le zone a traffico limitato vanno a ridurre molto di più il bacino d'utenza e degli avventori e delle persone che vogliono passeggiare in centro storico, quindi io credo che sia una misura da rivedere con urgenza. L'intenzione è di rendere le passeggiate notturne un appuntamento fisso. Almeno un paio di volte la settimana possa essere ripreso e si possa dare un messaggio ai criminali che qui a Padova, terreno fertile per loro, non ce n'è. Allora parliamo di opere, parliamo di ristrutturazioni, parliamo del ponte della Priula che sarà riaperto per aprile del prossimo anno, quindi secondo i tempi la ristrutturazione, l'annuncio ieri durante il sopralluogo con ANAS e con il governatore Zaia. Nuovo sopralluogo questa mattina al cantiere di Ponte della Priula. Gli interventi sono iniziati il 30 maggio e sono parte di un progetto di intervento sul ponte storico, infrastruttura dei primi del Novecento, della lunghezza di 430 metri, composta da 20 arcate.
Il progetto prevede un allargamento complessivo della sede stradale di 3,20 metri, con uno sbalzo di 1,60 m su entrambi i lati del ponte. L'impalcato terminerà inoltre con una pista ciclabile laterale però in senso di marcia ed è previsto il riposizionamento del parapetto originario costituito da elementi metallici. È un'opera esemplare, non è solo un'opera infrastrutturale ma anche una conservazione del monumento storico, quindi il mio applauso va a ANAS per il grande lavoro che sta facendo, perché per aprile sarà consegnato. Per un cantiere aperto un altro attende una soluzione, del ponte di Vidor. Noi stiamo a sostegno della provincia, è una partita nella quale io vorrei coinvolgere anche ANAS se c'è una disponibilità di massima per affrontare questa opera. È un'opera del 1922 mi si dice, prima era in legno, adesso ovviamente è in muratura, però il ponte ha bisogno di essere recuperato. Inevitabile poi il riferimento alla tragedia di Genova. Su questo ponte ci siamo mossi assieme a ANAS in tempi non sospetti, è dal 2005 per avere un cantiere dopo 13 anni. In generale in Veneto abbiamo dato incarico a Veneto Strade di fare un monitoraggio ancora in tempi non sospetti, non dopo Genova, e abbiamo anche stanziato sempre in tempi non sospetti 15 milioni di euro per manutenzioni. Abbiamo un monitoraggio, una foto dei diversi viadotti. Rimanendo in tema di cifre, la somma stanziata per l'intero corpo degli interventi ammonta a un totale di circa 9.300.000 euro, 270 i giorni previsti prima che il traffico possa ripassare sullo storico ponte della Priula. Allora la politica che guarda dopo alcuni giorni alla questione, ancora al dibattito sulla sentenza che di fatto obbliga la Lega a trovare 49 milioni di euro. Dopo appunto il Tribunale dell'Esame ha disposto questo sequestro, ma come sappiamo è una Lega che nonostante questa notizia, nonostante cerchino alternative ovviamente alla decisione, è un Carroccio che va avanti, soprattutto in Veneto, un Gian Antonio Darè che spiega come è quasi tutto pronto ormai per organizzare a ottobre la festa della Lega, che sarà di carattere regionale e tornerà a Treviso. Metà ottobre faremo la festa regionale della Lega e la faremo a Treviso. Dunque non solo una festa provinciale della Lega che per anni ha animato a fine settembre il prato di fiera alle porte di Treviso, per essere poi sospesa e riproposta negli spazi del mercato ortofrutticolo, ma un evento di più ampia portata che convoglierà nel capoluogo della Marca militanti, sostenitori ed esponenti del Carroccio da tutto il Veneto. Perché nonostante il macigno che ieri si è abbattuto sul partito con la sentenza che conferma il sequestro di 49 milioni di euro, i sondaggi parlano di un consenso in ascesa per la Lega di Salvini e così i vertici regionali intendono dar vita ad una festa regionale, o meglio nazionale, nella città riconquistata dal Carroccio con le elezioni di giugno. La stiamo costruendo diciamo con tutta la parte organizzativa. La festa della Lega ritornerà a Treviso, anche perché dopo la vittoria di Mario Conte vogliamo rimettere Treviso al centro di quella che è stata la grande Lega di Gentilini e di Gobbo naturalmente e di Zaia. Ancora top secret la location che a fine ottobre ospiterà la festa. Indiscrezioni parlano di uno spazio ampio, forse alle porte della città, facilmente raggiungibile e in grado di ospitare migliaia di persone. E naturalmente già tutti i leghisti attendono il ritorno nella Marca del ministro Salvini. Siamo adesso a parlare della Mostra del Cinema che vive oggi la sua ultima giornata, o meglio si chiude appunto ufficialmente questa sera alle 19 con la cerimonia della premiazione della 75esima edizione, il Leone d'Oro. Ieri c'è stata la premiazione del Leone d'Oro alla carriera al grande David Cronenberg, che appunto vediamo in queste immagini. Questa sera invece il Leone d'Oro al film, al miglior film, e poi tutti gli altri premi a seguire. Ovviamente come sempre a poche ore dalla premiazione c'è il Toto Leoni, a quanto pare, a quanto dicono i bookmakers, le chiamiamo così, il grande favorito è Roma di Alfonso Cuarón, regista già premio Oscar per Gravity, ma sarebbero tra i favoriti anche The Favorite, e il nome in questo caso è Presagio, The Favorite di Yorgos Lanthimos e Nuestro Tiempo di Carlos Reigadas. Questo è il terzetto dei favoriti, anche se come sempre si possono riservare delle sorprese, già accaduto in passato per la vittoria del Leone d'Oro. E adesso ci spostiamo a Cavaso del Tomba, un'iniziativa davvero unica prevista per oggi ma anche per domani, un originale museo di arte antica e moderna che però è a cielo aperto.
Sì, è uno dei angoli più belli e suggestivi dei Colli Asolani, con le pendici del Grappa, nel comune di Cavaso del Tomba. Il percorso è lungo 2 km, arte e natura, è un vero museo all'aperto. Si va dal borgo di Costalunga a quello di Castelcess, passando per Bocca di Serra, per un evento che vuole coniugare le testimonianze del passato, come per la chiesetta dedicata a San Martino edificata intorno all'anno 1000, con l'arte moderna di musica e pittura. Si tratta di pittura, scultura, poesia e musica nell'arco della giornata dall'alba al tramonto. Un vero e proprio viaggio tra passato e futuro, quello che è stato organizzato per sabato e domenica con rappresentazioni di danza accompagnate da racconti di queste terre, come per Costalunga, ricordata come antichissima via di transumanza dalla piana asolana fino alle montagne. Un appuntamento che si rinnova da quasi 20 anni, un'idea tra artisti nata in un pomeriggio d'estate tra pennelli e qualche bicchiere di vino. Era una sfida che quasi era impossibile, un'utopia, invece quello che vedo oggi dopo 19 anni è una realtà, perché qui è un posto dove la gente può venire in silenzio e una cura anche per il corpo e per la mente. È davvero tutto per questa prima edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino. Infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque sulla nostra regione e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali, specie al pomeriggio, sui settori alpini. Altrove invece il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà bel tempo anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per qualche piovasco pomeridiano che sarà possibile sulle estreme Alpi di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.